E dice, continua ancora il professor Sola, se Aruc, il maggiore dei fratelli, morì nel 1518, a 44 anni, secondo Diego di Aedo, era nato intorno alla metà degli anni 70 del 400, e pertanto aveva vissuto un periodo fronterizzo, mi piace molto il termine spagnolo, noi non abbiamo un termine italiano equivalente, di frontiera, un periodo di frontiera nella quale la sua isola natale passava sotto il governo turco. La primavera del 1504 poté essere il tempo della sua scelta definitiva, il passaggio in Berberia. 12 anni dopo si poteva già proclamare re di Algeri, quindi un'ascesa sociale incredibilmente veloce. La connessione dell'attività di corsa barbaresca con quella turca trasforma questo viaggio di Aruc Barbarossa a Tunisi in una peculiare egida corsara, nel punto di partenza della sua buona fortuna. Queste sono le parole del professor Sola. In questi anni, quindi passiamo adesso panorama mediterraneo, passiamo alla Sardegna. In questi anni la Sardegna fu più volte obiettivo delle incursioni turco-barbaresche, durante i viceregni del Dosai, del Rebolledo e poi del Villanova. La prima ad essere colpita, il primo paese ad essere colpito quindi fu la parte nord della fertile piana alluvionale dell'Oristanese, quindi un poco più a nord nel Golfo di Oristano, con le sue peschiere e le sue saline. Cabras, una villa situata a nord-ovest di Oristano, il documento dice qui a proprio mare sita est, ne pagò le prime conseguenze. E così i suoi abitanti nel 1514 ottennero da Ferdinando II l'esenzione dai tributi per un decennio. 4 anni più tardi Carlo V, l'imperatore Carlo V, confermò il privilegio dopo aver provveduto a tutelare la sede urbana e la costa, preoccupandosi di nominare Giovanni de Cardona podestà e capitano della città e capitani di Oristano. Allora, per poter conoscere gli avvenimenti di quegli anni, possiamo consultare una cronaca di parte castigliana, la Crónicas de los muy nombrados Oruc e Jaredín Barbaroja di Francisco López de Gómara, e anche il suo Guerras de Mar dell'imperatore Carlos V del 1560. Nell'edizione che appunto ne hanno realizzato pare negli anni 90, nel 2000 forse, Miguel Ángel de Bones Ibarra e Nora Edith Jiménez, un'opera al quale un altro cronista ufficiale della monarchia spagnola attinge a piene mani, Prudencio de Sandoval, con la sua storia della vita y hechos dell'imperatore Carlos V degli inizi del Seicento. Il contesto nel quale dobbiamo ricercare è relativo, quindi, come ho detto prima, al periodo compreso tra il primo e il secondo assedio a Bugia. Ecco la versione di López de Gómara in Crónica de los muy nombrados Oruc y Jaredín Barbaroja. Luego che llegò a Bujía, cioè Oruc Barbarossa, quindi si parla di 2 fratelli, appunto Oruc e Jaredín Barbarossa, Oruc saltò in tierra con algunos turcos a reconocer las fortalezas. Quindi praticamente si parla dell'assalto a Bujía. In questa occasione praticamente Oruc, il primo fratello, dice, va a rendersi conto appunto di qual era la situazione della fortezza di Bujía, e proprio in quel momento praticamente perde un braccio, dice, saltarono dentro un tiro di artiglieria che gli levò il braccio izquierdo, quindi praticamente viene colpito e perde il braccio. Dice, da questo momento in poi, questo, il primo fratello di Barbarossa, viene indicato come Barbarossa el del brazo cortado, quindi è un primo fratello, il più grande. Continua poi la cronaca, dopo questo assalto appunto in cui perde il braccio, praticamente la cronaca continua dicendo: con este consejo y parecer de su hermanos se tornó a la goleta, dio la vuelta por Cerdeña. Traduco, quindi praticamente arrivano, cioè si dirigono verso Genova, arrivano ad un'isola e quindi appunto mettono giù l'ancora senza essere visti, dice in un capo dell'isola, e parla appunto del fatto che è un passaggio di tutte quante le navi dall'Italia alla Spagna. Di conseguenza io ho l'impressione che qui siamo in effetti tra la Sardegna e la Corsica, e che quindi ritorni un po' l'idea della cronaca di López de Gómara, appunto del fatto di uno dei fratelli Barbarossa, non sappiamo se tutti e due, se Oruc, se Redin, però che si dirigono verso la Sardegna e la Corsica, quindi praticamente il Boca e il Bonifacio potrebbero essere questi. E c'è un'incursione appunto.
che potrebbe anche riguardare quella zona. Forse in questo caso però il nord dell'isola. Poi dice che si spostarono in un altro punto della stessa isola e furono intercettati da una galera che controllava quella costa. Continua ancora: los moros, dejando solícito el lugar, pasaron a otra parte de la isla. Los cristianos, diciendo que los turcos huían, tornaron por la otra parte de la isla y en llegando los embistieron. Los moros echaron mano a las flechas y espadas y duró mucho la pelea, en que murieron muchos de una parte y de la otra. Quindi c'è praticamente uno scontro in effetti nell'isola, sempre che potrebbe essere la Sardegna. Quindi ci furono molte scaramucce ancora nella costa della stessa isola. Poi i fratelli Barbarossa, probabilmente o solamente i Redin, tornarono a trascorrere l'inverno a Tunisi. Praticamente qui parla, dice, viene il verano, praticamente siamo nella primavera, sta arrivando la primavera, il verano in spagnolo attuale significa estate però in questo caso è antico, quindi è la primavera, no? Quindi arriva la primavera, cioè che arriva il tempo di navigare, e non avendo i marinai appunto delle provvigioni eccetera, determinarono, quindi pensarono di tornare nuovamente alla terra dei cristiani. Il re di Tunisi, vedendo questo, armò 7 vascelli e con altri 7 di avventurieri uscirono per il mare. Camminando un giorno, già la Manefera, quindi all'alba, arrivarono ad una terra senza essere sentiti e cacciando la gente via, in pratica, mentre i cristiani praticamente erano desprevenidos, vuol dire praticamente che non se l'aspettavano, distrussero e bruciarono la terra e resero prigionieri tutti quanti gli uomini e le donne, i piccoli e i grandi, portandoli a Tunisi. Il fatto che l'epigrafe di Uras parli proprio della distruzione del paese, in effetti potrebbe attagliarsi tranquillamente a questa parte della cronaca. Non abbiamo la datazione precisa, però in ogni caso è in una parte della cronaca che è precedente all'assalto della goletta di Tunisi, che avviene nell'agosto del 1515. Quindi è possibilissimo appunto che si riferisca all'incursione effettuata ad Uras. Grazie anch'io al sindaco Alessandro Mandis per avermi dato questa opportunità, ovviamente poi il paese e voi per la presenza. Con l'approvazione dei capitoli stamentali ratificati definitivamente da Filippo II nel 1487 venne istituita di fatto l'amministrazione reale delle torri. Fosse disposta una piattente ed efficace difesa che poteva essere ottenuta dislocando in quei punti, definiti quindi sensibili, quei pezzi d'artiglieria di cui l'amministrazione disponeva o poteva disporre, o poteva permettersi, considerata anche la scarsa disponibilità economica delle sue casse. Infatti le risorse dell'amministrazione che provenivano per la maggior parte dalla nuova tassa che andava a colpire quelli che erano diciamo i proventi, disposte la realizzazione di un reticolato di torri costiere che non fossero comunque realizzate molto distanti l'una dall'altra, dovevano essere visibili e con un sistema diciamo molto primitivo, per segnali di fuoco durante le ore notturne, avvisare del pericolo imminente le torri vicine. Diciamo che la torre costiera mediterranea era appunto l'elemento costitutivo della difesa statica, era stata considerata ed era considerata, come ha detto la collega, un palliativo rispetto a quella difesa dinamica fondata sulle galere che i sovrani di Spagna avrebbero voluto realizzare, anche perché così avrebbero avuto la possibilità di spostarle dalla Sardegna e utilizzarle magari in altri punti dove loro avevano numerosi scontri militari. Diciamo che appunto il sistema di difesa statico è un palliativo, però comunque d'altronde quello che rimane di tutto questo sistema, che è sicuramente una rappresentazione sia del Regno di Spagna, una connotazione diciamo geografica del Regno di Spagna, ma anche di tutti i regni mediterranei della Spagna, come la stessa Sardegna.
e verso questa parte dell'isola. Ciò però fece sì che in breve tempo essa divenisse anche ulteriormente più battuta e devastate, in particolare dall'incursione di corsari barbareschi e di quelli provenienti dalle città-stato del Nord Africa. Un po' di meno, diciamo per fortuna, dalle galeotte e la flotta turca, insomma, da cui le città-stato dipendevano, e anche dai corsari francesi. Un difficile accesso agli avversari, come il mastio e il donjon del castello medievale, insomma. E traguarda, diciamo, dei punti importanti come la torre di San Giovanni di Sinis e la guardia morta allora di Sa Guardia Sturcus nel Capo Pecora, sono circa 27 km di costa. Aver avuto, insomma, il piacere e la pazienza di restare fino a questo momento a capire, insomma, quelli che sono gli aspetti fondamentali di una storia che molto spesso non si considera o passa in secondo piano a favore, insomma, di alcuni tratti di storia o archeologia che magari sono molto inflazionati nel nostro territorio e che talvolta invece non ci lasciano il tempo di capire molto di ciò che si ha. Ora ci spostiamo al Museo Turcus e Moros per un rinfresco, in modo da poter avere il piacere, insomma, di stare assieme e visitare anche appunto il museo, e poi subito dopo ci sarà lo spettacolo del compaesano, insomma, del sindaco appunto di Mara, Orlando Magias e dei Furias, per cui adesso appunto ci sposteremo, ed anche, insomma, il dottor Serreri. Adesso ci sposteremo al museo e poi successivamente ci sarà lo spettacolo etnico musicale. La barca y arrezza in canali.